Elena Donazian dice addio alla Regione del Veneto come assessore dopo 19 anni per andare a Bruxelles a ricoprire il ruolo di parlamentare europea con importanti mansioni. Io dovrei essere destinata alla vicepresidenza della Commissione Industria e quindi è un ruolo importante che il mio partito mi ha affidato perché sono la responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e Mondi Produttivi di Fratelli d'Italia. Martedì 23 luglio l'insediamento ufficiale con volo il giorno prima, lunedì, destinazione appunto Bruxelles, definita dalla stessa Donazian una babele. Io sono molto cristiana e ho avuto un'impressione, quella è una babele di identità, di culture e di conflitti molto alti. Cercherò di fare in modo che l'interesse nazionale, che coincide esattamente con l'interesse del Veneto per me, sia valutato, sia considerato e sia difeso. A Bruxelles difenderò le imprese italiane, aggiunge. Io mi sono occupata su delega di Giorgia Meloni in questo caso dal 2019 al 2023 a novembre del Dipartimento Nazionale, ero la responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi, materie che avevo trattato, ma materie domestiche, cioè che hanno a che fare con la nazione. Quando il partito mi ha chiesto di essere candidata mi ha affidato un nuovo dipartimento, imprese e mondi produttivi, per andare proprio a fare quello che ho detto, cioè difendere le imprese italiane. Cosa l'ha convinta a lasciare il Veneto per l'Europa? Che c'è un limite dei mandati per gli assessori e quindi purtroppo c'è una legge regionale che prevede la scadenza, no? Io ho già fatto 2 mandati, anzi in verità ne ho fatti 4 e quindi la prossima volta non potrei più farlo. Più che un addio, forse un arrivederci, visto che nel cuore conserva il sogno di candidarsi alle prossime elezioni a presidente di regione. Nessuna anticipazione invece su chi sarà il suo successore come assessore regionale veneto. Io non posso, perché l'ho detto al mio presidente, non posso perché è una espressione del mio partito, quella che verrà fatta. Nel pomeriggio, l'ultimo incarico di giunta e dalla mezzanotte odierna se ne riparla da Bruxelles. Oggi Ceramica Dolomite, anche per problemi che sono esterni, sappiamo benissimo che siamo in guerra, che abbiamo un problema di aumento delle materie prime e di mercati, perché sono rallentati, la Germania è più rallentata di tutte le altre. Ecco, oggi gestirò l'ennesimo tavolo legato a Ceramica Dolomite.